Bentrovati, si sono rassegnati un po' tutti al coronavirus, i campionati principali europei sono tutti fermi, la palla è ferma in attesa di capire quando si potrà ricominciare. Chiaramente tutti sperano che ai primi di maggio ci sia questa opportunità, nel frattempo anche allenamenti sospesi per le principali squadre europee, non solamente quelle italiane, quindi è una situazione veramente di totale incertezza. Per poter avere qualche speranza di vedere concludersi i campionati è necessario spostare l'europeo e questo è il primo ragionamento che sta facendo, quello di spostare l'europeo al 2021, all'anno prossimo, sacrificando il mondiale per club che era stato programmato proprio per la prossima stagione, alla fine della prossima stagione. Per quanto riguarda invece le coppe, si sta studiando un modo per poterle concludere. Intanto concludere gli ottavi, che non sono stati giocati tutti, perché molte squadre hanno dovuto evitare di giocare proprio perché è esploso all'improvviso il coronavirus anche nel mondo del calcio. Quindi concludere gli ottavi, avere quindi le squadre che partecipano ai quarti, ai quarti una partita secca e quindi l'assegnazione a Istanbul con una contesa a 4 della Champions League, ma anche l'assegnazione dell'Europa League. Stesso ragionamento si sta facendo per l'Europa League, chiedendo alle squadre di poter quindi chiudere la stagione massimo a giugno. Per quanto riguarda i campionati, proprio il 30 giugno è la data limite, perché poi scadono anche i contratti in quel caso, e il presidente Gravina sta studiando proprio la soluzione perché possano essere conclusi i tornei. Le società non sono affatto d'accordo sui playoff e quindi l'obiettivo sarebbe quello proprio di far giocare tutte le partite che mancano, 12 da qui alla fine, per poter assegnare i titoli e le diverse situazioni di classifica, l'Europa League, quindi il passaggio anche alle coppe europee, le retrocessioni, secondo i canoni. È stato rifiutato del tutto, comunque non c'è grande entusiasmo al pensare ai playoff, anche se poi, ripeto, tutto dipende da quando il calcio potrà ricominciare, perché se ricomincerà ai primi di maggio è chiaro che c'è il tempo per fare 12 gare anche con molti infrasettimanali entro il 30 giugno, altrimenti se dovesse slittare ancora veramente sarebbe improbabile riuscire a concludere la stagione con le partite previste dal calendario. E a questo proposito dobbiamo dire che oltre agli impegni dell'Europa League, oltre agli impegni della nazionale italiana e quindi delle nazionali europee, oltre agli impegni del campionato o dei campionati italiani, essendo bloccati anche quelli dilettantistici, la Serie D, la Lega Pro e l'Eccellenza, anche quelli che erano gli impegni che avevamo programmato per la nazionale sarda rischiano di saltare del tutto. Primo fra tutti il match di ritorno contro la Corsica, che era prevista quest'anno a Portovecchio per la fine di maggio. Oltre agli eventi del centenario, altro aspetto che chiaramente viene condizionato, centenario del Cagliari che non potrà essere festeggiato secondo quello che era il programma, soprattutto se ci sarà ancora il campionato in corso. Detto questo, è chiaro che noi stiamo a studiare la situazione, ad aggiornarvi costantemente su quelli che sono gli sviluppi anche per quanto riguarda il possibile ritorno dei campionati. Dobbiamo dire che è un momento di difficoltà per tutte le società, perché tenere i calciatori a casa e fare in modo che si possano mantenere in forma non è affatto facile. Sono momenti difficili perché il calciatore, ad esempio d'estate, quando non sta con la squadra, ha comunque un programma di allenamento che può sviluppare all'esterno della casa. In questa situazione però non c'è una preparazione che seguirà e quindi sono molti in difficoltà nel tentativo di capire come mantenere la migliore condizione dei calciatori, soprattutto pensando che verranno date al massimo 2 settimane al massimo per potersi preparare in vista della ripresa del torneo. Difficoltà che il Cagliari poi è ancora più marcata in quanto non ha un preparatore atletico, con De Bellis che è stato rimosso dal suo incarico, quindi non c'è più nello staff di Zenga. Il Cagliari comunque lavora con i collaboratori di Zenga per dare indicazioni ai calciatori e per ritrovarli al più presto, anche se la data di ripresa slitta costantemente, al più presto per poter riprendere gli allenamenti e poterli seguire tutti insieme. Chiaramente la sicurezza dei calciatori viene prima di tutto e infatti Tommasi, il capo del sindacato dei calciatori, lamenta il fatto che le società stiano pressando per riprendere gli allenamenti, mettendo a repentaglio la sicurezza stessa dei calciatori che dovranno poi prepararsi. L'ultimo
primo argomento relativo a questa maglia che vedete al mio fianco, abbiamo presentato la volta scorsa il primo decennio, 1920-1930, questo è il secondo decennio. Le immagini che vedete sono quelle dei 3 maestri ungheresi che hanno professato calcio a Cagliari, il primo Winkler, il secondo Erbstein e poi Kutik, sono arrivati tutti e tre uno dietro l'altro. Quello che ha portato le basi è stato certamente Winkler, che è arrivato come allenatore e giocatore, e poi Erbstein, il grande maestro, colui che poi ha portato al Grande Torino ai grandi successi, che purtroppo è scomparso insieme al Grande Torino nella tragedia di Superga. E la squadra che vedete ancora rappresentata è la squadra che sale in Serie B, scatenando l'entusiasmo del pubblico cagliaritano, che affolla a quel punto Via Pola. Nell'immagine, si vede molto meglio forse dal vivo, si può intravedere anche un pugno che tiene la bandiera rossoblu, perché è un po' il simbolo del fatto che i tifosi del Cagliari si approprino del Cagliari stesso e della passione verso questa squadra, proprio in seguito a quello che faranno i maestri ungheresi, in particolare la promozione in Serie B e i primi tornei quindi nazionali che vengono portati avanti dalla squadra cagliaritana. Questa è la seconda maglia di una collezione che, ricordo, prevede 10 maglie, una per decennio, e che verranno presentate sistematicamente per raccontare la storia del Cagliari. Si è voluto raccontare attraverso la produzione di queste maglie ispirati da 100 rossoblu, ed ecco perché rientra in quella che è la nostra presentazione odierna. Detto questo, appuntamento per il prossimo aggiornamento, vedremo, probabilmente sarà per lunedì prossimo, considerato che non ci saranno molte notizie, a meno che non ci siano delle novità eclatanti durante la settimana. Tenteremo comunque di tenervi aggiornati con tutto quello che si sta sviluppando, e vi ricordo che c'è la collezione di 100 rossoblu nei nostri siti, nel mio personale, ma in quelli di Galleria Progetti e di GP Report. In questi giorni in cui dovete stare a casa c'è la possibilità di vedervi tutta questa storia, di vedervi altri filmati, di godervi un po' quella che è la nostra produzione. Grazie, buona permanenza a casa e mi raccomando, state a casa.